Benon, insomma, all'entre tal vif dialoghi che è un bellissimo appuntamento che tra l'altro si dovranno anche chi stanno dopo Varin anche in generale il Festival della Conoscenza, il tutto organizzato di cultura globale, con noi viene insomma il patron Renzo Furlano. Mandi Renzo, benvenuto. Mandi Mauro e mandi a tutti. Ecco, dunque, lei già attaccata, ecco, dialoghi, però le attaccate così proprio te con Cidinor. Come li entra al VIF, tra l'altro, questo festival? Sì, va dite subito che ha avuto una riduzione dai 63 eventi di l'anno passato e si in passato a 27 di quest'anno, anche se sarà un'aggiunta con un festival new a Palmagnove in autunno. Disin che ha soprattutto in sé dialoghi a scuola che vio le partecipazioni attive dai giovani studenti che stanno soprattutto e coinvolge circa 3.000 studenti, abbiamo già avuto tre lezioni spettacolo da parte di Giacomo Pedini, che è il direttore del Mittelfest, in collaborazione appunto col Mittelfest, e un spettacolo con Natalino Balasso al Verdi. Disin che è un progetto che ormai va in avanti di una decina di anni e che proprio incontri con autori a livello nazionale e che di per sé al veicolo 500 libri che si somme anche l'Istituto Sant'Ropertini di Monfalcone, dove che i studenti supportano gli eventi esterni che occupansi di accoglienza e di introduzione alle serate. E il terzo evento che di seguito a Corbons, terzo evento che al proprio sempre poesie e musiche, che al fatto che ha i nostri disegni punts disegni che riguardano tematiche di attualità, dove che disegni le conte diventano fine a se stesse, ma disegni collegate a necessità. Per esempio le persone fragili, che alle già state in tal casa di riposo di Rosa Mistica Corbons, il spettacolo Chiara Francesca e le Rose, con le partecipazioni come lettori da parte dai ospiti della chiesa di riposo. Una roba è cominciata alle 5 dopo mese il 22 di giugno, proprio per dare le possibilità di ascoltare e di essere protagonisti a questo
agli ospiti della casa di riposo. Mestre in fatto importante è anche la valorizzazione delle lingue minoritarie. Vin fatto una serata intitolata Libers di Scugnila con le poesie di Leonardo Zanier, come che tignin di conto l'inclusione delle persone diversamente abili e chi nos parte alle fin di agosto al lago di Seeboden in Austria con la partecipazione di una poetessa diversamente abile che spardà così un giro ai punti che hanno particolarmente nos interesse, oltre al fatto che il punto fermo è l'itineranza che se non passate in 21 i comuni stocchiati che stanno per riduzione penedite e sono comunque voti comuni dove che si gira a Tor, ecco. E così alle disi, insomma, anche che le date in Austria diventate ormai tradizione proprio si chiama Midstettersee che il di Seeboden dunque è diventata ormai tradizione e da spesso dialoghi si è molto di qua e di là dai vari clubs, dai vari confini. Sì, vi infatti sono passati in Slovenia e in Croazia che stanno tornando anche in Croazia sempre a Grisignana sempre con le poesie e musiche così come appunto anche a Seeboden dove che sono ormai 12 anni che prima si lava a Gmünd che è un 5-6 km più alto dove che si partecipava sempre appunto con le poesie, ecco come che sarà domani sera. Beh, insomma anche questo diventa importante proprio perché nos dà l'idea di desrubes che si può fare che sono per da bontante, sparintanti chi svinars, ecco. Ecco sì, che svinars che al va sotto disegno il non da per chi poi events appunto di dialoghi che si differenziano da che di dialoghi a scuola alle sconfinamenti e connessioni dalla che sconfina alle disegni i confini, ossia il termine e l'insieme di une barriere che ineluttabilmente è verso a un alc. Secondo noi verso un alc di scuviergi, verso un alc che va verso le conoscenze, verso un alc che va verso le conoscenze dall'altro, ecco. E le connessioni sono che emozionali, relazionali, empatiche, non tanto che social che ritengono disegno al contrario dice che no le nostre iniziative vuole importante. Ecco, insomma, vorrei giunta anche, ecco, praticamente di differente. Ecco, domani, ecco, Dula Siso e tra l'altro vi insintuto anche Giampaolo Mrac, che è un fisarmonicista in Viergidure. E sarei con lui esattamente con le sue fisarmoniche visaresse interessantissime jazz che l'accompagnerà i due Sara Comuzzo e Antonella Bifulco che presentano i libri parlando su un'altalena ruggiunita a condusi il poeta critico letterario Giovanni Fierro Fevlarandi che libri interessantissimi soprattutto è non facile scrivere poesie a quattro mans. È una raccolta di poesie che disegna e chiale con ironia, onestà, spirit critic, un po' di rabbia che non capita un po' ogni giorno ultimamente sempre più spesso e chiale le società, le relazioni de società, de nestre te confronti di chiatris in una sorta di botte e risposte
in un dialogo, ecco. Che insomma il dialogo alle sempre le basi dialoghi ponte EU parve più informazioni anche su ciò che è stato fatto, insomma Renzo Furlano alle onda in estris eroes modernos proprio che si dà da fa dai vodi clamati Don Quixote ma disin che tu vas fin insomma che tra l'altro il discorso di fondo era un gruppo intelligente, magari non sempre lui lo hanno capito, ma non importa, ecco, io credo che fin insomma si arrivi e al vero arrivato perché la fa centenari di inquintris spendendo post base e ci rendi coinvolgi più impossibili quelli in molte particolari, insomma Renzo Furlano non può che ringraziarlo per dialoghi e il Festival della Conoscenza. Grazie Renzo, grazie a voi, grazie. Mandi.